Lo hanno ritrovato senza vita soltanto sabato mattina, quando i primi operai sono entrati nell'azienda verso le 5. La tragedia però si sarebbe consumata in piena notte. Ancora una morte sul lavoro nella nostra regione. Questa volta la vittima è un 57enne di Tombolo, Stefano Moletta, rimasto schiacciato dal carrello elevatore contro una finestra all'interno di un pollificio di via Garibaldi a Ponte San Nicolò. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal. Da una prima ricostruzione, il lavoratore dipendente di un'azienda del ramo dei trasporti sarebbe sceso dal carrello elevatore che stava manovrando per controllare dei documenti e sarebbe rimasto schiacciato contro il telaio metallico di una finestra. La tragedia sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte di venerdì, la mattina seguente, quando il primo camion è arrivato in azienda per caricare la carne, ha notato il corpo esanime del 57enne e ha dato subito l'allarme. I soccorsi però sono stati vani, l'operaio era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma i rilievi sono stati affidati allo Spisal, che dovrà accertare se si sia trattato di una disattenzione fatale o di un malfunzionamento del carrello elevatore. I sindacati, dopo questo nuovo infortunio mortale sul lavoro, chiedono interventi decisi in termini di prevenzione. Noi ascolteremo le solite parole di circostanza, ma qui bisogna agire. Lo diciamo ogni volta che avviene un incidente così grave sul lavoro e rimaniamo inascoltati. Questa volta è occorso a un lavoratore di 57 anni con un contratto interinale, quindi ancora una volta la dimostrazione che la precarietà è una delle cause maggiori che appunto determinano poi gli incidenti sul lavoro. Lo Spisal ha spiegato che questo tipo di incidente coinvolge sia il trasporto che la movimentazione delle merci in un contesto particolare. Infatti il lavoratore coinvolto era un cosiddetto lavoratore somministrato, cioè non un dipendente direttamente dalla struttura in cui prestava servizio, ma fornito da un'agenzia interinale.